Sapete che i due grossi nodi della chiamiamola così, programmazione, pianificazione urbanistica del Veneto, vedasi il PTRC, sono da un lato appunto la rete delle autostrade, dall'altro il problema dei progetti strategici, concentrarsi negli snodi della grande rete viaria, e cioè nei caselli uscita sostanzialmente dall'autostrada. Allora, su queste due questioni, che poi abbiamo visto coinvolge anche poi pesantemente il sistema politico veneto, il sistema economico veneto, io credo che dobbiamo fare degli approfondimenti e cercare di delineare anche delle strategie di contrasto e di proposte. Un'altra questione, forse è stata solo sfiorata, ma che mi pare molto importante, è la questione proposta del consumo di suolo. Uno dei maggiori fattori di consumo di suolo sono i centri commerciali, e che producono cosa? Oltre che sottrazione di suolo agricolo, ma producono anche vistosi e sensibili problemi di, come dire, di desertificazione dei centri urbani, in particolare dei centri urbani minori. Questa è la chiusura di migliaia di piccole e medie aziende commerciali. Questo è un problema molto importante su cui dovremmo dire chiaramente dei no e dei sì. Ecco, questa era una cosa che mi pareva da sottolineare. E c'è poi la grossa questione che ha introdotto Luisa, la questione del problema che abbiamo un surplus di abitazioni, ma abbiamo gravi problemi di casa per le giovani coppie, per i nuovi poveri, e abbiamo un problema invece di una politica della casa fallimentare degli ultimi 20 anni, direi ormai in Italia, e cioè quella dell'abbandono dell'edilizia residenziale pubblica, che viene abbandonata, chiusa. Abbiamo migliaia di alloggi chiusi, mi pare 20.000 alloggi chiusi in Veneto, e a fronte, perché chiusi, perché quando uno se ne va, muore, eccetera, non sono a norma, semplicemente per delle interventi banali come mettere in sicurezza l'impianto elettrico, e vengono chiusi e poi vengono svenduti. Questa è la politica della casa, che era funzionale poi a determinati interessi, chiaro, no? Cioè la casa popolare, la casa edilizia sociale non serviva più, secondo certe teorie, secondo gruppi economici, fra i quali anche quelli, diciamo, che influenzano molto la sinistra. L'edilizia sociale non serviva più perché tutti potevano acquistare la casa. Allora, direi, c'era Carlo Giacomini che voleva dire qualcosa. Solo una domanda, non ho sentito parlare del consumo, di allaccio al suo discorso, non ho sentito parlare del consumo di territorio per quanto riguarda gli allevamenti intensivi. Nessuno oggi, perlomeno io non me ne sono accorta, nessuno oggi ha parlato degli animali, degli allevamenti e dell'inquinamento prodotto da questi allevamenti. Sì. Allora, intervengo subito per una parte dei contributi, diciamo, poi leggerò un'altra cosa, ma un contributo iniziale proprio di sistema, e mi viene da aver dovuto ragionare in queste settimane sul tema dell'aeroporto. In queste settimane ho dovuto misurarmi col tema dell'aeroporto, del nuovo programma di sviluppo aeroportuale di Tessera. Ed è una mobilità di quelle più clamoroso, galoppante sviluppo, più promettente economico sviluppo, più, come dire, stimolante per le sue ricadute sullo sviluppo turistico, una serie di prospettive tutto, come dire, entusiastiche, positive, di novità, di ricchezza. E mi è cresciuto simultaneamente la riflessione complessiva, e la rigetto qua un po' così. Dobbiamo forse darci un coraggio, un principio, e lo ribadiamo sulla mobilità,
non solo ragionando sull'offerta delle infrastrutture, autostrade sì, autostrade no, alta velocità sì, passeggeri in casa, lunga percorrenza, ma nel complesso dirsi che anche per la mobilità c'è un limite, a tutto c'è un limite. Riprodurre e come dire, assimilare e declinare anche sui temi della mobilità il concetto del limite come un limite quantitativo complessivo, come un valore, non solo come una costruzione, come una misura di equilibrio, va forse dichiarato. Noi abbiamo scontato, come dire, in questi decenni il mito della crescita della mobilità come crescita di libertà, una cultura unica del rispetto della crescita della mobilità, forse è caso di ragionare di limite anche lì. Come in tutte le cose, anche per la mobilità ci sarà, c'è, dobbiamo darci un limite, inevitabilmente un limite alla crescita delle infrastrutture, ragionare di servire quella mobilità che è giusta e necessaria, magari ridotta, a chilometro zero di nuove infrastrutture, risparmio totale, niente investimenti, riciclo totale. Come stiamo ragionando finalmente con un patto per il paesaggio e ci dice basta consumo di suolo zero, basta crescita delle città, anche su questo, cioè tutto ciò, questo sistema di principi e di valori va esteso finalmente anche alla mobilità. Con coraggio, perché sull'aeroporto, per esempio, sono arrivato alla conclusione che l'aeroporto avrà sicuramente prospettive ottimistiche di crescita, potrà raddoppiare il ventaglio di traffico, potrà portare nuovo turismo a Venezia, potrà crescere la cultura del sviluppo economico, basta! Non perché ci sono delle alternative, perché è inefficiente, perché è quello più inquinante, di per sé c'è un limite. Non mi interessa che cresca, non mi interessa che si porti nuovo turismo, non abbiamo bisogno di nuovo turismo, non abbiamo bisogno di nuovo consumo di suolo, basta, c'è un limite. Accettiamolo come misura proprio come paletto fondamentale di principio. Nella nostra cultura, prima di anche declinarla all'esterno, cosa che finora non si è mai sentita, perché mettere in discussione la mobilità e le infrastrutture e mettere in discussione uno dei fondamenti del mito, anche in queste settimane e mesi, della ricrescita, dello sviluppo nuovo. E invece forse bisogna assimilarlo e avere il coraggio di dircelo e dirlo in giro che c'è un limite. Se non riusciamo a mettere almeno a fianco delle problematiche urbanistiche, della mobilità, il tema del cibo, dell'agricoltura, secondo me riusciamo ad avere una sintesi. Sì, non ci serve, dal mio giudizio, non voglio essere, non sono di nessuna parte, penso che però non ci serva. Mi fate un esempio banale come ci spieghiamo. Il Veneto è pieno di agricoltori convenzionali, di proprietari di terreni che non vedono l'ora che gli passi la strada sul terreno, così almeno beccano un indennizzo, hanno finito di tarnati di soffrire con un'azienda che non funziona e chiudono con la giustificazione che poi ti dica a me mi è toccato, però sotto sotto, siccome non c'è prospettiva per un modello agricolo del passato, sotto sotto già manco per fiori che avanzano do franchi o finito. Per cui se noi che vogliamo essere propositivi, oltre che denunciare situazioni, non ci affianchiamo a questo tema. Io ripeto, stamattina io cercavo di, insisto, sul tema del cibo come un problema che ci riguarda intimamente, personalmente, come grimaldello per favorire un diverso modello di produzione agricola. Quindi se la nuova strada, la nuova organizzazione va a interessare modelli agricoli che funzionano perché trovano consenso alla società, la resistenza a quell'opera sarà enormemente più elevata. Ma se trova modelli agricoli che sono già allo stremo, non vedono l'ora, diciamocelo chiaramente. Poi l'ultima roba di metodo, che io la dico così, mi viene istintivamente, vediamo di contingentare i nostri tempi e anche di, come dire, se è possibile, tenendo conto che l'emotività è quella, inutile che ci diciamo le cose sulle quali siamo già d'accordo. Vediamo dove possiamo trovare proposte che ci unificano invece che essere una mera, come dire, esposizione della propria voglia di cambiare, ma più o meno la sensibilità è comune, ci siamo già, cioè l'interlocutore purtroppo, per fortuna non è fuori di qua. Cerchiamo di uscire con delle posizioni comuni. Grazie. Ecco, allora Cristina Romeri, Venezia Lido. Innanzitutto mi scuso che sono arrivata da poco, quindi purtroppo per problemi e quindi non ho potuto sentire le relazioni iniziali. Comunque volevo appunto raccogliere l'invito di Carla, perché in effetti il tema degli allevamenti intensivi è un tema
grande, fondamentale. Io qui non parlo, salto l'aspetto etico, anche se è veramente vergognoso, una vergogna secondo me dell'umanità, questi allevamenti lager in cui gli animali sono macchine, gli animali sono esseri senzienti ma sono macchine. Salto anche l'aspetto salutistico, anche se sappiamo bene, lo vediamo da bocca pazza, eccetera, eccetera, e da tante cose, che appunto gli allevamenti fanno male sia agli animali che alla salute di chi li mangia. Salto appunto questi due aspetti per appunto dire anche invece il tema legato proprio al consumo di suolo, oltretutto è un problema enorme mondiale rispetto per esempio all'Amazzonia, perché grandissime quantità di terreni vengono impiegati per allevare animali che danno un tot di proteine che invece il cibo agricolo sfamerebbe tutti nello stesso appunto suolo. Quindi, e anche nel Veneto, in particolare per esempio l'allevamento di maiali, è inquinante al massimo, è uno dei più, credo sia il secondo fattore di inquinamento l'allevamento di maiali. Consuma, è energivoro, ma anche appunto di consumo di acqua pazzesco. E poi appunto anche i capannoni, dove peraltro per esempio una gallina ha lo spazio di un A4 per vivere, comunque appunto come dicevo prima, saltiamo questo aspetto etico che per me comunque è fondamentale, però appunto gli allevamenti sono veramente una fonte enorme di consumo di suolo, di inquinamento, di consumo di energia e di acqua, quindi bisogna ripensare a proposito di cibo tutto il nostro rapporto non solo con gli altri esseri viventi ma proprio con questa forma di cibo che peraltro fa molto male, non lo dico solo io. Grazie. Sono appunto Busata e gestisco un sito, anche se non è molto aggiornato, che si chiama Paesaggio Veneto, e su questo tema del paesaggio, o meglio del territorio, dell'uso del territorio, volevo fare appunto una proposta, in quanto ritengo che mobilità e consumo di suolo siano correlati dal fatto che il Veneto ha un'urbanizzazione dispersa che si sostiene attraverso l'uso dell'automobile, e l'uso dell'automobile sostiene una dispersione urbana come quella che viviamo. Sappiamo che diciamo, le intenzioni di inversione di questa modalità sono solo sulla carta, pensiamo al servizio ferroviario metropolitano regionale, che è da tempo che se ne parla e non decolla. Allora, venendo alla mia proposta, io ritengo che il consumo di suolo debba essere collegato alla riqualificazione dei centri urbani, e questa situazione di dispersione può essere in qualche modo attenuata, anche se non diciamo, ritengo possa essere in qualche modo risolutiva, possa essere attenuata dalla concentrazione di risorse scarse, che sono gli aspetti cruciali di una città, cioè una città si struttura su una serie di servizi che in qualche modo si relazionano a un territorio circostante. Inserire, riportare questi servizi nei nodi della mobilità su ferro, creando appunto una riqualificazione, spostando situazioni che adesso sono molto decentrate e che si sostengono solo per il fatto che esiste l'automobile. Quindi riqualificare le stazioni, creare una nuova struttura urbana che sia maggiormente accentrata di questi servizi e perché no anche della residenza, è la proposta che io auspicherei venisse in qualche modo recepita. Rizzando Tiziano e poi Tortato Raffaele. Salve, Rizzando Tiziano da Breganza, provincia di Vicenza. Tra l'altro faccio parte del coordinamento locale del tutela del territorio di Breganza, appunto.
più che altro, mi scuso perché tra l'altro il pomeriggio non posso essere presente, per cui volevo intervenire anche subito, anche se la discussione sarebbe molto interessante. Oltre alle proposte, che però vedo che anche stamattina ci sono già state fatte in parte dai relatori, per cui volevo condividere con voi la situazione del mio paese. C'è un paese piccolino, 8.000 abitanti, 27.000 scusate, ettari, però ha una densità abitativa di 400 abitanti a metro quadro, che se facciamo un confronto siamo alla pari con Vittorio Veneto, ma non solo, città come Lucca, Ferrara, eccetera. Cioè è un paesino, tra l'altro, che era di campagna, chi abita nel Vicentino lo conosce, a metà tra l'agricoltura e l'industria, ancora ci sono grandi prodotti DOC, il vino, eccetera. C'è ancora la Larda, ha creato l'industrializzazione del Veneto, la Larda, è stata una delle prime industrie che ha creato l'industrializzazione del Veneto, però ci troviamo con un territorio completamente sparso, adesso non mi viene la parola in inglese, lo spro city, dove ci sono case ovunque, il piano casa sta facendo disastri e purtroppo non ci manca niente. Dal punto di vista del consumo di suolo siamo al 30% della superficie. Allora, abbiamo un trend di crescita tra i più alti d'Italia, il 14% negli ultimi 10 anni, quando l'Italia ha avuto un trend di crescita un 35% di crescita negli ultimi 10 anni, quando l'Italia ha avuto un trend di crescita del 13%, il Veneto del 20% circa. Per cui siamo veramente un paese un po' strano, dove non c'è naturalmente pianificazione, non si ragiona in termini di verde pubblico, di abitazione, di servizi, come si dovrebbe ragionare in una città, ma siamo una città. Non ci manca nulla, abbiamo l'autostrada che ci sta passando avanti, hanno iniziato i lavori proprio in questi mesi da noi. Questa autostrada, la superstrada Tramontana Veneta, ci porta via l'1% del territorio. È una fascia di 15 metri per 4 km e mezzo, anzi scusate, 15 metri di esistente, arriviamo a 50 metri, per cui di 35 metri in più. Le cupole anali ci portano via 15 metri che potrebbero essere completamente risparmiate e il casello ci porta via 20.000 metri quadrati. Il nostro coordinamento è nato contro l'insediamento di un centro logistico della Pengo di 70.000 metri quadrati che siamo riusciti a scompaginare, e contro per esempio l'insediamento di una nuova IPAV, cioè un ospedale praticamente su un'area agricola che abbiamo quasi scompaginato attraverso raccolta firme e sensibilizzazione dell'amministrazione. La nuova amministrazione è salita anche grazie a questo. Però non sono ancora le idee chiare di cosa fare del nostro paese, perché abbiamo 250 circa case sfitte per 8.000 abitanti, e sapete che sono tante, e abbiamo già parlato del consumo di suolo. Non ci manca neanche il nuovo piano delle casse di espansione idriche sulle cave. Non ho contato nel 30% del territorio lo spazio occupato dalle cave, che siamo la terza o quarta realtà di cave in tutto il Veneto. E il cassa di espansione raddoppierà più o meno la superficie di cave che abbiamo già. Ed è praticamente un parallelo del piano cave che è stato continuamente bloccato in regione e non è mai passato, ma è praticamente una fotocopia del piano cave, perché per una cassa di espansione andando giù di 20 metri sottosuolo, e ditemi voi cosa serve. E solo per fare degli esempi, quello che preoccupa è che anche le amministrazioni stesse non hanno idee chiare su cosa fare, perché continuano sempre a ragionare su perequazione, su gettito fiscale e sul fatto che il gettito fiscale arriva dalla fiscalità della casa, i muici eccetera, e dal fatto che nuove edificazioni porteranno in cassa soldi per fare le nuove viabilità, le nuove infrastrutture eccetera. E per cui stiamo ragionando nel stesso sistema. Quando si fa, adesso c'è il nuovo piano di interventi, naturalmente il Pati, che è stato uno dei primi nel Veneto a
confermato una grandissima espansione con 12.000 abitanti, ma siamo appena a 8.400 e 12.000 non penso arriveranno. Per dirvi, questa espansione all'infinito che non ha limiti. Il nuovo piano di interventi, il vecchio piano di interventi è scaduto, però io chiedo come proposta di valutare il fatto come si può veramente mettere in atto quel famoso articolo della legge regionale urbanistica numero 11 che dice che nei nuovi piani di intervento, quando il piano vecchio è decaduto, praticamente le aree che erano agricole, che sono state urbanizzate con piani di interventi ma non costruite, dovrebbero tornare agricole. Ecco, su questo punto qua... Non lo dice neanche. No, non è esatto. Beh, io l'ho riassunto comunque... No, ma scusa, solo una precisazione perché è molto importante. Non è così. Se le aree sono già impegnate con i piani urbanistici attuativi, dice la legge, approvati, anche se non ancora attuati, non si può tornare così facilmente indietro, comunque non è automatico. Questo è vero invece se le aree non sono state poi impegnate con gli strumenti urbanistici attuativi. Sì, che sono i piani particolarizzati. Non ho detto che non si possono, dal punto di vista non è automatico così. No, Vabbè, no, magari è una discussione anche interessante perché nessuno urbanista ha chiaro questo fatto. L'articolo 14, bisogna leggere l'articolo 14, è chiarissimo, perché dice chiaramente che finché non c'è un inizio di opere è drastica. E certo, se uno ha quei computerini da tascabili, va all'articolo 14 della legge urbanistica regionale. Sì, parla che se praticamente se il piano, come si dice, il piano del particolarizzato, cioè il piano del costruttore non è stato approvato, non hanno iniziato i lavori addirittura iniziato i lavori, messo giù il primo mattone, più a sinistra in teoria dovrebbe tornare agricolo. Non dice questo. O comunque dice che possono essere revocati e possono essere modificati, non c'è nessun automatismo e deve essere motivato. Ma perché dici che è scaduto il primo piano? Perché il primo piano degli interventi è scaduto, è uno dei primi in Veneto che è scaduto. Scusa, ma da noi l'ha fatta a Mogliano, quindi è possibile farlo? No, il piano degli interventi, il primo piano degli interventi, dice la regione, è il PRG vigente. Dopo che hai fatto il PAC, il piano degli interventi è quello, che è una grande nefandezza, perché di solito i PRG vigenti a Padova contengono tutto possibile e immaginabile. E la scusa che ha Ritonci è quello che sta realizzando questo piano degli interventi, quindi bisognerebbe immediatamente fare un nuovo piano degli interventi che io dico azzeri tutte le superfici ancora incontaminate. Però il piano degli interventi ha una durata di 5 anni. Sì. Se sono già passati 5 anni. Sì, no, noi abbiamo fatto uno dei primi patti, forse il primo patti tra comuni del Veneto. Subito dopo, nel giro di qualche mese, è stato approvato il piano degli interventi che è scaduto 3 mesi fa. Per cui siamo all'avanguardia della giurisdizione perché nessuno sa cosa fare. No, comunque vabbè, c'è un problema tecnico molto importante da affrontare e da sensibilizzare, perché la nostra amministrazione di Breganze ad oggi titubante non sa cosa fare, molti gli consigliano di fare una nuova analisi dei bisogni abitativi, altri dicono no, c'è un diritto edificatorio, per cui bisogna completamente cambiare questa mentalità che con la legge regionale è stata tentata di cambiare, del diritto edificatorio. Basta con questi diritti edificatori, non ne possiamo più, sono inesistenti e continuano a ripetere dei diritti edificatori. C'è stata una separazione ormai dopo da diritto di superficie. Credo che dopo questo sarà un approfondire, lo facciamo. Io praticamente ho finito, nel senso l'apparato normativo è un problema reale che dobbiamo affrontare. Io praticamente ho finito, volevo semplicemente dirvi, noi non ci manca niente, come ho detto, no, e siamo in una situazione critica, non sappiamo dove girare la testa, perché io personalmente, parlando con l'assessore, ogni giorno o il piano case arriva una persona che in tutti i suoi diritti abbatte un annesso rustico con
con una casa e ne fa su 6-7 appartamenti in piena zona agricola, e questo lo può fare. Arriva il piano che con la scusa del coso idraulico, della sicurezza idraulica, ci fanno una nuova cava, l'addoppiamento delle cave. L'SPV stiamo tentando di cambiare i progetti per migliorare e mitigare l'impatto, l'inquinamento soprattutto atmosferico, e non c'è verso, perché gli interessi del commissario Vernizzi e anche dei costruttori, anche legittimi se volete, ma sono interessi che vanno completamente contrari anche alla norma di legge. Anche le norme di legge, perché se abbiamo controllato le norme di legge, e come vi dirà anche il Coveto o altri che seguono meglio questo problema, veramente c'è un problema di legalità e c'è un problema di mentalità, di cultura. Anche chi ha vinto le elezioni o chi ha nella propria testa l'idea di migliorare questa situazione poi non sa concretamente come fare, oppure si arrende di fronte alla realtà e non sa come dire consumo di suolo zero. Le proposte sono per cui consumo di suolo zero, e ripensare a queste legislazioni che permettono, che da una parte promettono una cosa ma nella realtà ne fanno completamente un'altra. Abbiamo chiesto noi perché è sicuramente una delle persone più informate e più documentate per quanto riguarda proprio il sistema, diciamo, autostradale del Veneto. Sì, io cerco di essere breve. Intanto il primo prossimo appuntamento per tutti noi è ovviamente la decisione che prenderà l'Unione Europea rispetto alla richiesta contenuta dall'articolo 5 del Sblocca Italia sull'allungamento delle concessioni. Io credo che ve lo segnaste, è previsto che entro il mese l'Europa si esprime e le disgrazie di Juncker lavoreranno perché sia concesso con qualche limitazione questa cosa. Questi giorni qua sto incontrando i capi delle società delle concessioni autostradali del Veneto, in cui lavorano su due versanti. Uno è un'ipotesi delle fusioni. Voi sapete che c'è stato di recente questo incontro Serracchiani-Zaia con l'ipotesi di caldeggiare quella soluzione per prendere per buono il termine concessionario più lungo del Veneto, che attualmente sarebbe quello della CAV, che scade nel 2032, perché sia la Brescia-Padova, che il termine scade a giugno 2015, sia le autovie venete che scade a giugno 2017, sono termini ovviamente poco positivi. Il secondo elemento su cui dovremo lavorare con un po' di riguardo alle intenzioni dei prossimi mesi, tratto le questioni molto veloci perché vorrei provare in pochi minuti a darvene più spunti di riflessione, poi chiudo con una notizia, e non ci sono giornalisti ma sarà una bomba, così vi preparate a cosa succede nei prossimi giorni, perché gli arresti non sono finiti. Il secondo elemento riguarda le nuove opere, perché l'ipotesi è che il governo Renzi, per far ripartire l'economia, scambia un'ipotesi di nuove opere. Tra l'altro siamo in presenza non di opere decise dall'interesse generale, ma in realtà decise dal costruttore, dal progettista, che più ha elementa. Poi vi farò proprio due esempi concreti molto veloci anche sul piano dell'economia regionale. Quindi quel cambio lì in cambio di concessioni infinite, cioè tutte le società autostradali venete stanno preparando questo progetto di nuove opere, tutte, sono 5, perché l'ipotesi ovviamente è lo scambio di nuove opere con concessioni infinite. Per le persone come noi che usano l'autostrada, per l'unica buona notizia, ve l'anticipo, è che pare, uso il pare, che al 1° gennaio 2015 non avremo aumenti autostradali rispetto a quello che ci eravamo abituati a 2 cifre di aumento, fin tanto che almeno l'Unione Europea non si pronuncia, e se si pronuncia negli auspici sperati dal governo e dai concessionari è indubbio che viene barattato quell'elemento lì come elemento anche che aiuta le campagne elettorali, insomma, sempre pronte. Voglio spendere 30 secondi perché è in corso un braccio di ferro molto duro, poi non l'abbiamo enfatizzato sui giornali, può darsi che lo facciamo nei prossimi giorni, dipenderà dall'atteggiamento di Marchi, che riguarda quello che io chiamo saturare l'esistente. Allora Chisso, dopo anni che aveva ipotizzato di fare interporti dappertutto, è una riflessione veramente lì. Noi siamo dell'opinione, insomma, che serve, che noi costruiamo solo quello che serve, quello che non serve è meglio non farlo. Allora faccio l'esempio:
se uno ha un terreno declinato, lo spiegava bene prima, cioè i terreni vergini valgono pressoché niente. Allora vale sia per le vicende autostradali, perché i passanti in estero per non avere un'opposizione hanno pagato 3 volte il valore fondiario di quel bene, vale ovviamente anche per gli interporti. C'è nella zona di Verona l'ipotesi addirittura 5, 6, 9 interporti. Noi siamo in grado di dirvi con molta tranquillità che non c'è alcun bisogno di nuovi interporti, perché quadrante Europa, porto di Padova, porto e interporto di Venezia sono in grado tranquillamente di muovere tutte le merci che servono. Se propongono nuovi interporti è perché c'è in realtà un po' la logica del ho un terreno che non, legge di Dogaletto, tanto per fare un esempio, c'ho un terreno che non mi frutta, che non mi serve, e allora cerco l'amico politico in cui insomma sia possibile, insomma. Ora, dentro questo contesto qua, questo stesso ragionamento vale per gli aeroporti. Tra l'altro siamo preoccupati dove c'è il bacino scolante di Venezia, dove c'è pericoli dal punto di vista anche ovviamente del troppo cemento, la dico così, insomma, rispetto alle precipitazioni normali in pianura padana, insomma ci pare un delitto. Sugli aeroporti avevamo scambiato con Marco un anno fa una spinta a dire il Catullo non ce la fa più. Se ti prendi il Catullo, la regola che dovresti accettare è quella che la smetti di pensare a tessera secca. Perché in realtà dal punto di vista dei voli Catullo lavorava con i charter, in particolar modo con i paesi del Maghreb, lavorava per 5 milioni di passeggeri, adesso fa 2 milioni e mezzo di passeggeri, quindi ha perso 2 milioni e mezzo. Rodi, che è il grande aeroporto londinese, con una sola pista muove qualcosa per 25 milioni di passeggeri. Noi al Marco Polo ne muoviamo 8. Quindi non serve la nuova pista, crea una condizione bilanciata di lavoro negli aeroporti e ci porti un po' il lavoro a Catullo che stiamo perdendo 500 posti di lavoro. Poi i numeri che ho visto oggi sui giornali sono solo i soliti numeri fin troppo ottimistici dell'occupazione. Il dato vero è che noi sul Catullo a Verona, questa è la falcidia tra società di Ender e società madre del gestore, eccetera, eccetera, comprese le compagnie aeree. Allora il nodo lì intorno sta nell'ipotesi che secondo noi non servono nuove piste aeroportuali, si tratta di fare una battaglia in Veneto perché venga valorizzato l'esistente e venga saturato quello. Una volta che si è saturato l'esistente si apre la riflessione dove e cosa serve. E ve lo dico perché la vicenda degli aeroporti milanesi sono lì che lo dimostrano sta roba. Noi abbiamo dentro il Catullo l'imbarcato Montichiari, che è un aeroporto grande, bello, nuovo, che non lavora in fermo, vorrebbero specializzarlo per le merci. Nel momento in cui i milanesi da Rinaldi non vogliono andare a Malpensa, ha fatto la Sacco, che è la società degli gestori bergamaschi, l'aeroporto di Ore Serio, 8 milioni di passeggeri. In realtà per molti anni gli aeroporti oggi esistenti in Italia sono in condizione di servire anche un incremento. 3 minuti per favore. Direi comincia a fare i numeri di aeroporti. Dica no agli aeroporti per mantenere l'esistenza, cioè questa è una strategia veneto. Faccio presto. L'ultima roba che volevo dirvi, mi scuso perché sono stato lungo, è questa. Noi notiamo dalle delibere regionali che c'è molta fretta di fare, che è sospetta. Zaia fa l'indomani dell'arresto di Chisso la delibera in cui blocca la Treviso Mare, con delibera. E rimane con la delega circa 6 mesi all'interim, sostenendo a fronte di noi che chiediamo che serviva un assessorato ai trasporti, ci dice guarda Simonaggio, tu scrivi tutto quello che vuoi, però sappi che finché l'acqua è torbida io in realtà l'assessore non lo faccio. Poi fa quel pasticcio adesso ultimo che i 3 assessori di Alleanza Nazionale gli spanna la delega in 3, quindi alla Isi Coppola da infrastrutture e viabilità, alla Donazzana dai trasporti e a Giorgetti dal pezzo legge speciale per Venezia. Siamo in presenza in realtà che un mese dopo cambia idea, fa una delibera nuova alla giunta in cui c'è un'accelerazione su Treviso Mare. Sulla Treviso Mare, scuso il sindaco di Jesolo, tutti i sindaci di Lastra finalmente si sono convinti che non serve la nuova strada a pagamento. È un po' come la vicenda della Val Sudana in cui tutti i sindaci della valle hanno detto che non vogliono la soluzione del semaforo di Carpanè, non serve una nuova autostrada. Allora vi chiudo con un elemento di riflessione, ve lo metto lì a disposizione. Non parliamo a Berbeni perché sta di là, da Brescia, parliamo invece della Val d'Astico Sud.
Valdastico Sud ha incontrato i giorni scorsi Burchi, che è il gran capo dell'autostrada, l'uomo di Banca Intesa, amministratore delegato. Burchi mi dice: guarda Simonaggio, questa autostrada non si doveva fare, però ormai noi l'abbiamo in corpo e ci è costato 1 miliardo e 250 milioni di euro. Quindi noi spingeremo finché possiamo per la Valdastico Nord, perché lo sbocco a nord è l'unica possibilità che giustifica l'autostrada, che oggi ha meno di 5.000 passaggi. E con 5.000 passaggi non paghiamo nemmeno in manutenzione ordinaria il personale che lavora in caserma. Ve la traduco. Quindi il ragionamento su Valdastico Nord, che ha ovviamente lo sbocco, adesso lo sapete che i trentini hanno detto non vogliamo portarci di nuovo il traffico dentro a Trento, quindi per noi non faremo la battaglia costituzionale a condizione che il percorso arrivate a Caldorazzo, da lì non mi toccate le vigne di Besenello, perché quello è terodico e per noi le vigne non lo vota, ma ha ragione Zecchinato, ma gli agricoltori vota, e il voto degli agricoltori in Trentino è un voto pesante, e quindi pare di capire che l'aggiramento verso nord, qualora il governo insista per la Valdastico Nord, sarà lo sbocco ovviamente nuovamente sulla Valsugana, che avevamo messo in sicurezza lo sbocco a Caldorazzo. Ho voluto raccontarvi però questa roba a Valdastico Nord perché la dice con molta chiarezza. Penso che sia saggio che noi insistiamo perché tutte le opere, qualsiasi siano, siano opere in realtà in cui c'è uno standard internazionale accettato, in cui i costi-benefici venga fatto da un soggetto terzo, perché se tu chiedi all'oste la qualità del suo vino, non c'è dubbio che l'oste vende il suo vino. Chiudo con la notizia che è questa: ho avuto un incontro ieri per altre vicende con gli inquirenti, che sono gli stessi del Mose, mi hanno anticipato di tenerci pronti, o di tenermi pronto, perché nei prossimi giorni uscirà il pezzo strade e autostrade. Perché equipari la concessione di sola gestione dei CAV alle altre che sono costruzione e gestione? Come fanno a fare mescolamenti di tipi di concessione per natura giuridica diversa? CAV ha solo la concessione di gestione che mi risulti, non di costruzione e gestione, e non può essere assimilata fondendo le società. Ti risulta sta cosa? Allora, no, per favore, lo facciamo. La faccio proprio prestissimo. La novità rilevante di questi ultimi mesi qua è questa. Banca Intesa, voi sapete che le autostrade sono le galline della nuova. Lo dimostra la vicenda Benetton con l'acquisto che ha fatto nel 98 di Autostrade per l'Italia. Le novità in queste ore sono queste. Banca Intesa è orientata a uscire, è il primo socio oggi della Brescia-Padova. Vi ricordo, la Brescia-Padova di pedaggi becca quasi 1 milione al giorno, perché poi alla fine questi sono i soldi che muovono. E pare che, insomma, oltre a essere certo che entrerà a Gabbio, pare che Astaldi farà valutare l'opera di prelazione per la quota di Banca Intesa, che era la vecchia del finanziere bresciano Gambari, che è uscito dall'autostrada. Quindi pare ormai di capire che buona parte degli enti pubblici affamati dalle difficoltà economiche stanno vendendo le quote, qualche volta anche grazie a errori commessi. Brescia-Padova è un ginepraio di errori, ma dentro questo contesto il costruttore a quel punto diventa uno dei pezzi di lavori, avendo chiaro che se il governo continua a insistere per nuove opere, qui c'è lavoro per qualcosa come 40, 50, 60 miliardi di opere. Nell'elenco che trovate nel sito che vi ho messo le vedete, insomma, qui scritto per ogni opera quanto vale, sapete la somma delle 35 opere venete, di cui la più grossa è una Orte Mestre, comprendete le ragioni, insomma, anche dal punto di vista economico che spingono in questa direzione. Va bene, grazie. Allora, sono Roberto Marinello e parlo a nome del Comitato Difesa Alberi e Territorio. Partirei proprio dal nostro nome, sarò breve, non spaventatevi, perché partiti per difendere gli alberi, rapidissimamente abbiamo intuito che o aggiungevamo al nostro lavoro, oltre che al nostro nome, la difesa del territorio, o non andavamo da nessuna parte. Vi faccio 3 brevissimi esempi, tanto per capire di cosa parliamo. Uno, se in questi giorni di piogge, diciamo torrenziali su Padova, ma neanche tanto, vi collegate al sito dell'ARPAV di Teolo, vedrete che sopra Padova, l'abbiamo sentito dire anche oggi, una delle città più cementificate del Veneto, se non la più cementificata, si crea sempre una specie di, come dire, nucleo monsonico che ricopre proprio la città, a segno, se poi ce ne voleva, che c'è un circolo tra
il privarsi del verde e avere sempre più fenomeni di tipo, voglio dire, importante sul nostro territorio. Dico questo perché uno dei terrori che i nostri amministratori hanno è che cadano gli alberi durante questi fortunali. Se non fosse che si crea un circolo palesemente negativo, abbatti gli alberi, crei sempre più cemento e questi fortunali sono sempre di più. Due, una delle cose di cui ci siamo occupati, tra le tantissime, ma che vi porto solo per esempio, è abbattimento di numerosi alberi secolari per creare un parcheggio. B, abbattimento di numerosi alberi perfettamente sani per creare una rotonda da cui poi sarebbero partite numerose diramazioni di svincoli autostradali, eccetera, eccetera. Ecco, questo è quello che ci ha portato a pensare che essere qui oggi andasse un po' al di là, cosa che per noi per la verità sarebbe già significativo, dell'estetizzare sugli alberi, comunque sul valore che gli alberi hanno per la qualità della vita e il benessere, ma richiamiamo l'attenzione l'importanza degli alberi e del verde sulla salute, l'abbattimento delle polveri sottili, l'abbattimento delle temperature e così via. Detto questo, siamo qui oggi perché abbiamo anche da fare una proposta, che è questa. Di solito nei comuni ci troviamo a scontrarci con amministrazioni comunali, con assessori, con tecnici che hanno tutto il tempo che desiderano per dedicarsi a questo e quindi o per motivi, chiamiamoli confessabili, il pericolo che l'albero venga abbattuto eccetera, o per motivi che sono i più frequenti e meno confessabili, fa spazio invece ad aree che poi diventino importanti e possono essere cementificate, ci troviamo a scontrarci spesso contro la decisione che quell'albero deve andare giù con una perizia spesso soltanto visiva, fatta da un perito che lavora, diciamo, a contratto per l'amministrazione, che spesso per guadagnare è costretto, essendo lui un precario, a fare moltissime perizie tutte in un giorno, per cui poco attendibili. Se noi di contropartita chiediamo una controperizia ci viene a costare circa 200-250 euro, perché questi sono i prezzi di mercato, e quindi ci troviamo ad avere la netta sensazione che quell'albero è sano, ad avere anche tecnici di parte che ci dicono che sì, abbiamo ragione, ma che se poi vogliamo presentare delle carte credibili e in qualche modo di contropartita, o ci tassiamo ogni volta 250 euro o ci troviamo di nuovo al palo. Due, ognuno di noi lavora per mantenersi e quindi i tempi che possiamo dedicare a tutto questo, benché riuniti in comitato, diventano ristretti. Concludo, noi allora abbiamo pensato di portare qui oggi una proposta forse anche, voglio dire, ambiziosa, ma che tutto sommato c'è, io poi lascerò via la direzione, quella della proposta di legge a iniziativa popolare che in qualche modo stabilisca che gli alberi che hanno un diametro del tronco superiore ai 40 cm siano alberi di tipo storico. Questo porta in qualche modo gli alberi monumentali ad avere due diritti: uno, il diritto a una manutenzione particolare, cosa che invece nelle nostre amministrazioni non c'è proprio mai, non c'è manutenzione del territorio, ma non c'è neanche manutenzione del verde, l'albero poi sta male, ma ci credo, se io non curo mai nessuno, prima o poi una broncocolmonite gli verrà anche. Due, che per poter abbattere questo tipo di alberi sono necessarie delle perizie fatte in modo molto approfondito, cioè con delle perizie che vi risparmio, ma se volete ne parliamo, di tipo strumentale, che definiscano bene la stabilità dell'albero, non solo il suo aspetto esteriore ai funghi, al muschio, eccetera, che spesso in città sono malattie comuni, visto che in città l'inquinamento colpisce anche gli alberi. Questo darebbe, diciamo, due strumenti: uno strumenti ai comitati e ai cittadini per controbattere in modo chiaro, avendo delle perizie chiare in mano da poter comunque far valutare senza dover pagare 250 euro. Due, darebbe anche però meno libertà d'azione a tutte le amministrazioni, perché questo diventerebbe un reato penale, abbattere un albero come questo, e quindi darebbe ai comitati la forza di presentare anche delle denunce penali, ma soprattutto, immagino, renderebbe più prudenti, mettiamolo così, quegli amministratori che adesso sono dell'albero dispongono come credono. Ho finito, grazie. Allora, sono appunto Adriana Muraro del gruppo Cittadini e Cittadine di Montecchio Maggiore contrari alla Pedemontana.
La Pedemontana è un'opera illegale dall'inizio alla fine. Noi siamo so della Valle del Lagno e per quanto riguarda la Valle del Lagno non vogliamo questa autostrada, che comunque è sbagliata per come viene fatta anche, anche per il resto del tratto. Allora, vi do solo pochi elementi per rispettare il tempo, pochi. Allora, la lunghezza della Pedemontana nella Valle del Lagno è di 22 km. In 22 km ci sono 4 caselli. 4 caselli in una valle stretta e già cementificati. Tanto è vero che la Pedemontana fa degli rigori, non è dritta, più o meno dritta come viene presentata nella piantina di Veneto Strade. È tutta una gincana la Pedemontana, anche poi, perché attraversa un territorio abitato. Ecco. Poi, per far passare la Pedemontana, cioè prima che entri in una delle gallerie, hanno cementificato le risorgive delle Poscole con siringhe con iniezioni di cemento. Ecco, questo lavoro l'hanno fatto prima ancora che la Regione prendesse visione della valutazione di incidenza ambientale che è stata valutata, che è stata vista dal Consiglio, dalla Giunta solo recentemente. Questo ce l'ha detto, ce l'ha fatto sapere Simonaggio. Ecco, allora, per 3 volte, proprio a dimostrazione che questa Pedemontana fa degli rigori, per 3 volte la Pedemontana passa sotto, con gallerie artificiali, sotto la provinciale, l'unica strada che percorre la valle. No? Allora, le paratie raggiungono la profondità di 25 metri di queste gallerie artificiali e queste gallerie artificiali bloccano, sono perpendicolari alla falda. La falda a Montecchio Maggiore passa a meno 5,65 metri dal piano campagna. Ecco, per cui oggi pomeriggio viene un gruppone a visitare un cantiere, viene un gruppone di parlamentari grillini. No? Allora il commissario straordinario Vernizzi, che poi era il capo della commissione valutazione impatto ambientale che ha autorizzato la cementificazione delle risorgive, ha proibito, ha detto che non possono entrare nel cantiere. Il prefetto ha detto che invece ha scritto che possono entrare, il commissario ha ribadito che non possono entrare. Ecco, questo. Questa parte è un comitato Aria Pulita Marcon, comitato Noi Inceneritori, associazione culturale Armonia, associazione Seminati. Parlo solo per i seminati. Seminati, sì. Allora mi associo un po' al discorso che faceva Franco, che se noi stiamo qui a guardare, diciamo, tutti i danni gravi dove vengono fatti costruendo le strade, cementificando, costruendo capannoni e avanti con questa prospettiva, forse ci stiamo distogliendo un po' l'attenzione da una cosa ben molto più importante, che è quella dell'alimentazione, che l'alimentazione sappiamo deriva dall'agricoltura. Ecco, se noi analizziamo un po' in maniera più approfondita poi come viene coltivato questo cibo che noi andiamo a mangiare, rischiamo che qualcuno prenda il sopravvento e di questo cibo ne faccia un business o quello che vuole. Difatti oggi forse il pericolo più grave che andremo ad incorrere è il fatto dell'ingresso degli OGM, ma neanche si sa accorgersene, lentamente ci ritroveremo a fianco alle nostre coltivazioni e
e anche soprattutto chi magari vuole fare una produzione biologica rischia di venire soppiantato da questa contaminazione. E allora a mio avviso, insomma, si dovrebbe come proposta valorizzare, diciamo, le produzioni biologiche che ci sono nel territorio e quindi, diciamo, dei presidi nei vari territori che a sua volta diverranno un ostacolo o un deterrente per questo nuovo ingresso di queste nuove culture che sicuramente dagli Stati Uniti vorranno imporsi, visto anche i nuovi accordi commerciali, questo TTIP accordi che ha fatto l'Unione Europea con gli Stati Uniti. Se non poniamo attenzione, diciamo, a questo pericolo, noi rischiamo di perdere la nostra sovranità alimentare e anche mettere a rischio la nostra salute, perché di sicuro questi OGM di certo non saranno la panacea per risolvere la fame nel mondo, ma creeranno ulteriori danni alla nostra salute, già gravi danni che abbiamo fatti con l'introduzione dei pesticidi dagli anni 60 in poi, della chimica, peconcimi e tutte queste cose che conosciamo bene. Allora io dico appunto qua a questa assemblea è importante sì dire stop al consumo del territorio, però credo sia altrettanto importante dire come si deve poi quei territori dove permane ancora terreno coltivabile, come deve essere coltivato quel terreno. E magari io oggi qua ho portato una pannocchia dove i nostri antenati un po' si sfamavano quando c'erano delle carestie, che è il bianco perla, serve per fare la polenta, i veneti polentoni ne avevano mangiata parecchia, però adesso di questa cultura qua si è persa la traccia, ormai non viene più coltivata da nessuna parte e perdiamo anche la nostra memoria storica. E si può coltivare benissimo anche senza l'uso di diserbanti, senza l'uso di concimi, perché magari questo è un esempio che una pannocchia si può coltivare anche senza questi prodotti. Allora chiedo un po' anche i presenti, cioè dove ci vogliamo indirizzare, oltre a dire stop al consumo del territorio, vogliamo porre attenzione anche a come viene coltivata poi questa terra. Sappiamo che magari in tante zone come la Pedemontana, nei vigneti, con tutti i pesticidi, là c'è una forte mobilitazione, però in altre zone, come qualcuno diceva prima, il contadino non vede l'ora di disfarsene un po' di questa terra, perché diventa un peso, perché ormai sono stritolati dai costi che ha, perché coltivare con il convenzionale oggi vuol dire spendere un sacco di soldi per le sementi, spendere un sacco di soldi per i concimi, spendere un sacco, e alla fine, se non arriva un po' quel piccolo contributo della PAC, il contadino muore di fame. Se il contadino muore di fame, quel terreno, come abbiamo detto, non vede l'ora che diventi edificabile, perché la vede un'ultima risorsa per poter sopravvivere. Allora va cambiata la politica. A mio avviso, come proposta, dico si deve dare proprio un impulso forte alla coltivazione biologica, fare un'inversione, cioè tornare indietro. È triste dirlo, tornare indietro, nessuno vuole più tornare indietro, ma forse riproporre quei modelli di coltivazione. Oggi le tecniche magari ci aiutano a coltivarli in maniera non faticosa come i nostri nonni che dovevano andare a zappare o lavorare con gli animali, perché oggi la tecnologia magari ci può aiutare, però dobbiamo fare un passo indietro e tornare all'origine di come si coltivava la terra una volta. Perfetto. Bene, va bene. Il concetto spero che sia chiaro. Allora, sono Gianluigi Salvatore del Movimento della Crista Felice. Io ero impaziente di intervenire e Tortato mi ha anticipato sul tema, sul fine, sui bisogni fondamentali. L'agricoltura è il settore primario, quindi le infrastrutture di cui abbiamo parlato tanto stamattina sono dei mezzi per poter produrre e soddisfare i bisogni. Quindi prima vengono i fini, dopodiché parliamo di strutture che servono per raggiungere questi fini. Quindi cominciamo a chiarirsi bene dove vogliamo andare prima e dopo parliamo delle opere che per portarci lì. Allora, io dico un'altra cosa, il discorso deve essere proposto a livello regionale. Allora, intanto prima di tutto, se
se andiamo a fare le pulce ai politici dobbiamo cominciare a parlare di qualità della politica, chiedere a questi politici prima quanti soldi vogliono, quante legislature vogliono fare, che privilegi vogliono mantenere, perché altrimenti, e qua è bene scriverlo, questo è prioritario, perché altrimenti qualsiasi programma che noi facciamo andrà a buca, c'è poco da fare. Quindi noi ci scaniamo per discutere e poi magari deleghiamo uno che non ha contrattato con noi cittadini cosa è e cosa vuole, conflitti di interesse. Agricoltura, ecco, non è un caso che sia chiamata primaria il settore agricolo, perché bisogna mangiare, è uno dei fattori fondamentali. L'agricoltura è condizionata dal 3% dell'occupazione degli abitanti e del PIL. Attenzione, fino agli anni 50 era il 60%, quindi noi dobbiamo capovolgere la struttura sociale per poter diventare una società stazionaria e che possa, sapete che l'impronta ecologica del Veneto è diciamo un terzo rispetto ai suoi consumi, è 4 volte rispetto ai suoi consumi reali. Il grosso problema che ha tirato fuori Tortato sono gli inquinanti. Ci sono modi per devastare il territorio dal punto di vista meccanico, con le pedemontane, la copertura del territorio, ma quelli chimici sono di gran lunga peggiori e qui nessuno sta pensando ai 150.000 tonnellate di veleni che poi ci portano a far spendere l'85% del bilancio regionale in salute. Attenzione, non è la pedemontana che fa spendere l'85% di salute, anche quella perché ci sono le polveri sottili eccetera, ma l'80% degli inquinanti che introitiamo è con il cibo, è con il cibo. Quindi mettiamocelo bene in testa che se mangiamo sano, come dice il declinato, riduciamo anche enormemente la spesa sanitaria. Quali sono le proposte? Le proposte sono, nella PAC ultima, hanno messo addirittura dentro come greening, attenzione, la possibilità di costruire vitigni con coltivazioni tradizionali, quindi con pesticidi. Sono riusciti le 14.000 lobby che lavorano a Bruxelles a fare questo, quindi l'hanno messa allo stesso livello dell'agricoltura biologica, sia i vitigni tradizionali, sia gli oliveti, gli agrumeti e anche i meleti delle Val di Non. Quindi attenzione a questi tipi di incentivi vergognosi. Finanziare la piccola proprietà agricola attraverso la PAC, perché sapete che l'80% degli incentivi della PAC va ai grossi proprietari terrieri, questo è un altro discorso. Modificare il regolamento regionale sull'utilizzo dei pesticidi, ma lo sapete che se vi fanno un vigneto vicino a casa, il regolamento della regione dice chiudervi in casa, coprire l'orto e prendere le misure necessarie. Stiamo andando contro 8 articoli della Costituzione con l'utilizzo dei pesticidi. È vergognoso questo. E io non vi auguro che vi facciano un vigneto vicino a casa, perché comincereste a non essere più liberi di muovervi nel vostro territorio. E mettere, ancora 2 piccole proposte rapide, e mettere da parte dei comuni dei regolamenti agricoli, va bene, per ogni comune, che vieti l'uso dei pesticidi e che assolutamente privilegi l'agricoltura biologica, perché questo è il futuro, per non rovinare le falde acquifere, perché i costi esterni dell'agricoltura convenzionale rispetto all'agricoltura biologica sono enormemente più grandi dei profitti fra i due, come diceva stamattina Tamino e altri. Quindi noi stiamo andando avanti verso un baratro da questo punto di vista, perché abbiamo dei processi aperti, nel senso che inquiniamo il territorio. Ecco, e poi vietare nei comuni l'utilizzo dei pesticidi di sintesi, va bene, come ho detto prima attraverso i regolamenti, e poi sviluppare nelle zone agricole il rapporto epidemiologico. Medicina democratica ha detto e propone tutto un metodo di indagine sull'epidemiologia del luogo attraverso dati che esistono già dentro le USL, quindi non occorre più
diciamo, mettere in piedi un castello enorme per individuare le cause delle malattie della zona. Ringrazio di potervi essere intervenuto. Buongiorno a tutti, io faccio parte del coordinamento per la salvaguardia dei colli euganei e quindi in particolare il WWF Colli Euganei. Brevemente, mi fa piacere che qualcuno abbia parlato di alberi, però vorrei inquadrare il problema che è più ampio, cioè che non riguarda solo le alberature, ma riguarda la tutela, la salvaguardia e la promozione del verde in tutto il territorio. Abbiamo parlato di consumo di suolo, Tamino ha detto benissimo che bisogna passare da una logica lineare a una logica ciclica e ci sono anche delle strategie per, oltre a dire no al consumo di suolo. Qual è la strategia, diciamo, principe che nelle città possiamo in qualche maniera mettere in atto? Quello è di regolamentare, non pianificare, perché ormai la pianificazione abbiamo vista in parte, diciamo, è fallita, soprattutto dal punto di vista del verde nelle città. Regolamentare in qualche maniera l'uso delle piante, l'uso del verde in tante declinazioni. Quindi ormai siamo di fronte a una situazione estremamente a macchia di leopardo, in cui in alcuni comuni, anzi in molti comuni, in tutti i comuni si fa quello che si vuole dal punto di vista del verde, perché tutti questi strumenti non sono cogenti, è molto semplice il discorso. Il regolamento del verde dovrebbe in qualche maniera vincolare il comune, i sindaci a attenersi a dei disciplinari, dei protocolli per quanto riguarda tutti dai più semplici, dall'uso del marciapiede e le piante adatte a un certo tipo di marciapiede per arrivare agli orti sociali, alle alberature stradali, agli oli spartitraffico, all'agricoltura urbana di prossimità, gli orti sociali. Ecco, io cito solo una legge, la legge 10 del 2013 nazionale che riguarda la promozione del verde urbano. C'è un comitato, ecco, sono solo carta e carta. Noi come comitati ci siamo riferiti anche al comitato ministeriale, non c'è stata mai data risposta. Quindi noi diciamo no a questo punto, basta con questa politica della denuncia, della disobbedienza civile, del doversi, come diceva la persona che mi ha preceduto dell'associazione Alberi Territorio, accollare delle spese per difendere dei diritti primari, essenziali. Quindi se non mettiamo dei regolamenti chiari per i comuni, per la gestione del verde, quindi di tutto il patrimonio, non solo arboreo, noi non possiamo dire no neanche al consumo di suolo.